Ciao ragazzi, rieccomi di nuovo. Senza perdersi troppo in chiacchiere, oggi tappe Cima Fonte, bivacco Caltrano e poi giro delle maghe in senso antiorario. Come vedete ragazzi, ho questo posticino auto a bordo strada, anche riparato delle piante, quindi perfetto. Allora ragazzi, finché mi approssimo a raggiungere il primo chilometro vi snocciolo un po' di dati. Dunque partenza 15:38 qui dal posto auto, gradi 18, in pianura erano 29, quindi 11 gradi in meno. Quindi io ragazzi al bivio di Cassonetti prendo e vado di qua. Ecco ragazzi, noi siamo qui, vediamo, questo è il sentiero che seguirò ora, vedete, il sentiero principale, qui c'è Cima Fonte e io percorro questo sentiero in questo modo qua, proseguo, vediamo se mette a fuoco, bivacco Caltrano, poi proseguo per questa strada, ex Maiga Le Varese, e qui poi in senso antiorario continuerò nel giro delle maghe. Oggi sensazione di afa veramente pesante, adesso arriva la fascetta tattica perché la fronte è già brillante di sudore. Ecco ragazzi, mi sono fermato un attimo, tappa obbligatoria a Cima Fonte, tappa brevissima perché il giretto è ancora lungo. Ragazzi, dopo aver raggiunto Cima Fonte adesso faccio una seconda deviazione e adesso vi porto un attimo nella pozza famosa della neve nel video della neve del 23 maggio, vediamo cosa succede e vediamo cosa troviamo soprattutto. Cavolo ragazzi, ok, va bene tutto, ma questa proprio non me l'aspettavo sinceramente. C'è ancora un residuo ostinato, non vuole mica cedere. Ed è anche abbastanza spesso nel punto più profondo, siamo sui 20 cm. Bella sorpresa proprio. E qui arrivo alla parte del percorso che non ho ancora fatto, quindi è tutto inedito per me. Un'ora di cammino, 5 km percorsi. Prossima tappa ragazzi, bivacco Caltrano. Ed eccoci ragazzi, finalmente arrivati al rifugio Caltrano, bivacco Caltrano. Ah. Ok, non c'è niente, bivacco tour come il mio amico Omero, andato un po', lì c'è solo un caminetto. Andiamo da quest'altra parte.
finito. Dietro non c'è niente, quindi ragazzi la vedo abbastanza dura usarlo come dimora per la notte. Qui entra di tutto, quindi niente, è andata male stavolta. Ragazzi, non so se si può apprezzare il mio, no disappunto, però la mia delusione è constatare che il bivacco caltrano è questa roba qua. E pensavo qualcosa di più, sinceramente, un qualcosa dove almeno poter passare in modo anche spartano la notte, invece proprio solo una dimora per sci di fondo. Ho visto niente insomma di buono. Bar alpino ragazzi, indicazione molto utile, perché qui c'era giusto un bivio che va giù in discesa al bivacco Baito Tolle Asiago. Io devo andare su a sinistra. Proseguendo su questa strada, tra poco dovrei arrivare all'ex Maga Lovarezze, quindi dopo mi rimetterò nel giro delle Maghe. Ed ecco ragazzi, nel frattempo sono entrato nel giro delle Maghe e qui sono alla Lovarezze come previsto, e adesso proseguo in senso antiorario il giro delle Maghe. C'è solo una cosa che mi preoccupa, è che la colonna d'aria ha iniziato a ribollire, infatti vedo dei bei nuvoloni verso sud. Mi auguro vivamente di non prendere l'acqua, perché non ho nulla per la pioggia. Ragazzi, piccolo checkpoint, scusate, Maga Cariola, sì, sono qui e adesso devo proseguire e qui finisce il giro delle Maghe, quindi è lunghetta ancora. Ragazzi, un capriolo fugge via a tutta velocità. Mannaggia, ho fatto un rumore, non sono riuscito a filmarlo da vicino. Prima volta che riesco a filmare un animale selvatico così da vicino. Peccato che mi sia scappato il Monte Pau. Stupendo ragazzi, monumento che vedete nel video del giro delle Maghe. Ragazzi, sono, non so, tra i 10 e gli 11 km fatti, ma sono indietro come non so cosa ancora. Penso che oggi arriverò sulla quindicina di chilometri minimo. Ecco ragazzi, questo è il valico che collega il lato nord del versante meridionale delle Prealpi al lato sud. Qui ragazzi, bivio nel video precedente per Monte Foraoro e Maga Foraoro, io però proseguo verso di qua. Oh, ragazzi, ad ogni video che faccio qui il giro delle Maghe non riesco mai a non fermarmi in questo tavolino. Ecco, adesso perfetto, ho sentito una goccia e sta arrivando un po' di acqua, meglio correre. Oh, ragazzi, me la sono presa tutta. Fortuna che è stato un rovescio durato poco, però sono abbastanza bagnato. Oh ragazzi, finalmente sono arrivato. Oh, qui in montagna piove sempre sabbia, assurda sta roba. Dunque ragazzi, tirando le somme, fine percorso 17 km 99, 18 km e 20.000 passi. Ecco
Ecco ragazzi, siamo alla fine. Oggi è stata veramente duretta, soprattutto perché ho dovuto correre per lunghi tratti, un po' per l'acqua, un po' per l'orario. Però è stato veramente un percorso al bacio. Il Giro del Mare non tradisce mai, ovviamente. Un po' resta la delusione del bivacco caltrano, pensavo fosse un bivacco vero e proprio, invece vabbè. È comunque 18 km intensi, soprattutto nella prima parte. E niente, spero vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo video. Devo ancora pensare alla prossima meta e nei prossimi giorni inizierò a tirare un po' le somme. Ciao ragazzi!